Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornati con noi, con il nostro ospite Luca Montagnin, presidente CNA, quindi gli artigiani, tra virgolette, piccoli imprenditori sostanzialmente, Padova. Ben arrivato, presidente. Grazie, grazie a voi e tutti quanti. Allora, noi speriamo ogni volta di vederci per dare belle notizie entusiasmanti, per ricaricarci, invece ogni volta ce n'è una, anzi c'è stato un periodo intermedio in cui avevamo grandi speranze, perché c'era stato un rilancio in virtù anche dei bonus 110%, eccetera, ripresa del settore edile, costruzioni, settore artigianato, ed era, se non sbaglio, ottobre, no? Quel periodo lì. E poi siamo tracollati con questi aumenti preannunciati, però non palpabili fino a che non sono arrivate queste maledette bollette, energetici e di materie prime peraltro, perché noi abbiamo anche tante segnalazioni di artigiani peraltro che lamentano proprio qualsiasi materia prima è aumentata alle stelle. E allora vediamo di farvi, voi ovviamente vi fate sostenitori delle ragioni della categoria, anche perché poi vanno a discapito del consumatore finale che vede già le sue bollette che sono impazzite. Poi parleremo di un'altra cosa, perché di quest'oggi è anche uscito l'articolo, in realtà poi di questi giorni che se ne parla del problema della formazione delle figure professionali, la cui carenza voi avevate già lamentato tempo fa, però questo è un dato di fatto, e quindi la necessità che i giovani intraprendano certe strade. Adesso è il momento della scelta scolastica peraltro, per cui diventa un momento abbastanza importante. Una volta che scegli un istituto di un certo tipo, magari un liceo scientifico, difficilmente prendi un ITS o un istituto tecnico, invece diventa importante poter avere figure qualificate e con una certa urgenza, tra l'altro. Allora, dove incominciamo? Dal male o dal meno male? Cominciamo tanto dai consumi energetici, che è un argomento che ci sta a cuore, penso e sono convinto a tutti noi, sia come artigiani, come imprese artigiane, ma sia anche come cittadini poi, perché è proprio un problema che coinvolge tutti. Dal punto di vista artigiano e delle nostre imprese abbiamo visto un aumento della corrente e del gas triplicato da settembre a oggi, e questo va a incidere proprio sui costi, sulle realtà dell'azienda, va a incidere sulla marginalità dell'azienda, che è sempre più risicata a fronte di costi e di aumenti sempre più importanti, e sempre le aziende, gli artigiani si vedono costretti a dover sostenere questi costi con, per fortuna, qualche aiuto, ma non sufficiente da parte del governo. Ecco, un kilowatt energetico azienda, sì. piccola azienda, sì. E ha lo stesso costo di un kilowatt energetico famiglia e kilowatt energetico grande azienda, oppure sono costi diversi? No, lei ha centrato bene proprio uno dei problemi che noi sollecitiamo e abbiamo più volte cercato di fare chiarezza proprio anche sulla bolletta, che uno dei problemi maggiori che si trova l'impresa piccola a dover pagare sono circa 4 volte in più il costo che un'azienda di grandi dimensioni affronta, vuoi per determinati coefficienti e quant'altro, però noi sempre aziende più piccole siamo sempre quelle più penalizzate, e questo deve essere importante sottolinearlo, perché poi quando si va nei tavoli bisogna fare conto anche delle aziende piccole, che sono quelle che tutti i giorni lavorano, e lavorano anche per la grande azienda. Sì, perché voi ricevete commesse dalla grande azienda, sostanzialmente siete funzionali al funzionamento, al settore metalmeccanico per esempio. Se non ci fossero le piccole aziende non si bloccherebbe tutto? Assolutamente sì, per cui questo diventa un problema importante, e noi chiediamo proprio che ci sia anche ancora di più un aiuto, come ha fatto il decreto appena questo uscito venerdì scorso, che ha ancora erogato circa 1,7 milioni di euro proprio per far fronte a questa emergenza, oltre ai 3 milioni e mezzo già erogati, però non sono sufficienti questi interventi, bisogna avere degli interventi più importanti, più consistenti, proprio per evitare questo caro bolletta che tutti quanti noi ci attanaglia in maniera veramente difficile, e mette ancora di più in tensione un comparto, un artigianato, un settore che stiamo vivendo proprio delle realtà difficili, vuoi per il Covid, vuoi per quanto riguarda la salute, la sicurezza e quant'altro che
che ci va dietro, veramente siamo ormai stanchi, c'è una tensione enorme e c'è tanto nervosismo in giro. Questo dobbiamo cercare di contenerlo e far sì che vengano emanate proprio dal governo dei nuovi aiuti, nuove disposizioni, in modo da cercare di allentare questa tensione che sta man mano creandosi, ma dappertutto. Io le faccio solo un esempio e lo voglio fare proprio chiaro perché si possa vedere bene. Da settembre del 2021 a oggi, questo è il costo che le nostre aziende, i nostri settori stanno pagando 3 volte di più, per cui se avevamo un settore della conciatura del benessere che si trovava una bolletta da 800 euro, oggi se la trova a 2000 euro. 2000 euro. Se abbiamo un'azienda meccanica del settore della meccanica che sta lavorando, tutte quante le nostre imprese artigiane, che pagavano 4.500 euro di bolletta, oggi ne pagano 11.000 euro. Mamma mia. Il settore degli alimentaristi, da 1.600 euro siamo arrivati a 3.500 euro, 3 volte di più. Oltre all'affitto? Oltre l'acqua e il gas. Ah, giusto, cosa sta dicendo bolletta lei, giustamente. Più il gas è una roba allucinante, il costo. Per cui questi sono i dati che oggi noi abbiamo per le nostre aziende che sono in difficoltà perché comunque il mercato non si è ripreso, la crisi è ancora in movimento, non si trovano materie prime, c'è un aumento delle materie prime, difficoltà anche con i nostri dipendenti e collaboratori perché si ammalano, stanno a casa con il Covid, per cui da una parte commesse da evadere, commesse che non si riesce a evadere perché mancano materie prime, d'altra parte la forza lavoro che purtroppo si ammala perché il Covid non è ancora risolto, d'altra parte l'aumento e d'altra parte la mancanza, e d'altra parte i costi che aumentano sempre di più, per cui la marginalità scende sempre di più. Questo crea tanta tensione e tanto nervosismo che io sento in giro. Giustamente vorrei dire, perché non si può pensare sempre all'ultimo minuto di fare un programma. Questo non è un programma, questo vuol dire creare problemi alle aziende che sostengono tutto il tessuto imprenditoriale, l'economia, il PIL che si fa tutti quanti l'anno per il nostro Paese. Assolutamente, a questo proposito, per capire appunto gli andamenti spaventosi, purtroppo lo so, non sono belle notizie, però importante, visto che a livello nazionale non ne parlano, i temi sono solo 2, inutile menzionarli, tanto sappiamo di che cosa si parla, almeno a livello territoriale cerchiamo di affrontarli per vedere se poi nelle trattative, se mai foste convocati a livello governativo e se qualcosa ne può venire fuori, perché per adesso quando si parla di aiuti energetici alle famiglie, il governo, se non erro, ha agito nella componente di sua competenza, quindi nella parte delle tasse. Il costo vivo energia è quello, per cui se il costo vivo energia è aumentato, poi sembra che ci siano ancora degli aumenti del gas per quel che riguarda il gas proveniente dalla Russia senza pietà, ci sono stati riscontrati in Europa, adesso arrivano anche qui da noi, lì il governo, se non erro, non è che possa intervenire, per cui è un problema molto grosso. Certo. Vediamo le grafiche, chiediamo dalla regia se possiamo metterle in onda, eccole qua. Cosa vediamo qui? Qui vediamo una proiezione, no? Sì, su questa proiezione si vede proprio l'andamento e l'aumento del gas o della corrente su base anno 2020 o su base anno 2021, primo semestre, secondo quadrimestre. In questo caso siamo su base solo 2021, primo quadrimestre e secondo quadrimestre, per cui l'aumento è esponenziale, direi. Andiamo alla slide successiva, invece, che eccola qua, cosa vediamo? Sempre il discorso energia elettrica, questo è reale. Questo qui è quello della corrente elettrica, si vede proprio l'aumento da 6 euro a kilowatt, circa centesimi di euro a kilowatt, a 0,18 centesimi di euro a kilowatt, e si vede proprio l'aumento, cioè il confronto tra l'anno 2020 e 2021. Quindi in azzurro, sotto, lineare, bello piatto, tranquillo, l'anno 2020. Era il 2020 addirittura con una diminuzione, era 47, è arrivato a 43, 2021 partito già da 60. Assolutamente sì. Ed è schizzato a 281. Questo sì, e noi come Consorzio Ape siamo riusciti a dare questi dati anche sulla base di un calcolo fatto proprio anche sul mercato libero. E come Consorzio cerchiamo di dare un aiuto alle nostre imprese proprio cercando di far più massa critica. Allora, se io sono un'impresa che in questo momento acquisto
l'energia elettrica o il gas a mercato libero, e magari se si vuole associare o se vuole anche solo metterci il naso dentro per capire il consorzio che possibilità può dare alle nostre imprese ma anche ad altre imprese, io penso che ci si trovi tanto conveniente, perché ho visto finora, dagli anni che noi abbiamo creato il nostro consorzio a oggi, aiutare molte imprese hanno risparmiato i soldi nei momenti che si faceva già fatica, perché oggi con questi aumenti e con il mercato libero penso che un aiuto molto importante come associazione CNA rivolta ai nostri artigiani imprenditori e rivolti anche ad altri artigiani, attraverso il nostro consorzio APE, che è il consorzio dell'energia che noi acquistiamo, energia sul mercato libero, riusciamo a dare delle risposte molto più importanti. Cosa abbiamo fatto adesso noi come CNA per aiutare le nostre imprese, quelle che sono associate al consorzio esatto, APE? Quindi abbiamo bloccato... essere associati alla CNA, giusto? Sì. E la CNA automaticamente mette a contatto con il consorzio con cui avete fatto questa convenzione. Che è l'acquisto dell'energia, e facciamo una valutazione su quello che possono essere i dettami della bolletta della corrente o del gas, e andiamo a dire all'azienda: guarda che se ti associ risparmi X, oppure onestamente, devo dirlo veramente, proprio onestamente, perché ho visto proprio dei dati, diciamo no, guarda, non è il caso, stai pure dove stai, perché per noi non è un interesse fare business, per noi interessa aiutare le nostre aziende a pagare meno e essere più produttive. Attraverso il consorzio questo è fattibile. Abbiamo fatto subito una iniziativa nel nostro consorzio, abbiamo bloccato il prezzo dell'energia che stanno pagando le aziende oggi attraverso il nostro consorzio, senza tener conto o mantenendo ancora il prezzo variabile, con gli aumenti che ci saranno ancora. Come consorzio che sono convinto che nei confronti delle nostre aziende sia possibile che si possa fare, perché nessuno a oggi dà un prezzo bloccato del kilowatt elettrico o del metro cubo di gas. Noi come consorzio abbiamo fatto proprio per aiutare le nostre aziende. Ecco. Quindi questo è molto importante. Per avere ulteriori informazioni bisogna contattare la CNA, giusto? CNA, assolutamente CNA, sì. quindi tutte le condizioni, le modalità, come avviene, eccetera, per poter fruire ancora di questa possibilità, no? Sì. Non è cosa di questo basta chiamare nei nostri uffici, nelle nostre sedi, e verranno date tutte quante le indicazioni, e poi si partirà a fare un'esamina della documentazione che poi le aziende daranno, e si cercherà di vedere, di analizzare proprio il contesto e di fare delle proposte sicuramente convenienti. CNA Padova. CNA Padova. Assolutamente, quindi quelle nel territorio di Padova e provincia, questo è molto importante. Dopo rivediamo ancora il grafico, però dopo la pubblicità, poi voi se dovete scrivere dei messaggi, dovete partecipare, fatelo pure perché siamo in diretta, ci vediamo tra poco.